Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Benedici il Signore, anima mia, al numero 78. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi abbiamo il dono e la grazia di festeggiare insieme Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, e in modo particolare patrona d'Italia ed Europa. Ci affidiamo a lei, a questa Vergine sapienza e giovanissima che appunto ha scelto il Signore e lo ha seguito nella passione e nell'insegnamento, nel gusto di saper cogliere il bene e il bello che il Signore comunica ad ogni uomo, per il bene di tutti. Fiduciosi allora ci affidiamo al Signore attraverso l'intercessione di Santa Caterina e chiediamo all'inizio di questa celebrazione l'aiuto e il perdono di Dio. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria,
Dio che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito d'amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi al tuo popolo di essere partecipi del mistero di Cristo, per risultare quando si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Ma tu, fratello, sorella, che oggi hai ascoltato questa parola, da che parte stai? Sei dalla parte della luce o delle tenebre? Sei nella verità o sei nella menzogna? È una domanda seria, concreta, che il Signore ci rivolge oggi con questa parola che ci viene incontro. Ma è anche altrettanto semplice rispondere se siamo nella carità di Cristo, se accogliamo questo lieto messaggio, perché ci invita a prendere il suo giogo, come dire lo stesso giogo che ha preso Lui sulle sue spalle, quindi non è impossibile. Lui si è fatto uomo per portare lo stesso nostro peso e per condividere la nostra passione, per indicarci quindi qual è la luce, qual è la verità. E noi siamo chiamati ad agire e ad operare secondo questa verità, non nascondendoci dietro un vago o delle vaghe scuse, perché questa verità è rivelata a tutti, anche ai più piccoli, anche a coloro che non cercano in ogni caso di andare sempre più in profondità, sempre più, per poi dimenticare il senso della propria ricerca. Il Signore si rivela a noi il compito di accogliere questa luce e verità che sanno indicarci la via. Ci invita quindi a accogliere e a vivere con lo stesso giogo sulle spalle, perché è insieme con Lui che possiamo portare questo peso, anzi è Lui che porta questo peso con noi e ci indica la via giusta da percorrere. E questo l'aveva colto in pienezza anche Santa Caterina, che oggi noi festeggiamo. Questa giovine, perché fin da giovinetta aveva ben chiaro che aveva scelto il Signore, voleva dedicare la sua vita al Signore. Ma proprio per incontrare il Signore, lei che forse si riteneva semplice, oserei dire quasi ignorante, si circonda di persone sagge, di persone che sapevano di lettere, sapevano di storia, sapevano di teologia, e assorbe, accoglie, vive, medita e insieme fa una scelta sempre più concreta, scegliere Cristo e sceglierlo anche nella passione, nella prova, anche nella confusione che regnava nell'Italia del 1300, nella metà del 1300. E invita poi a prendere delle decisioni concrete. A chi è al potere, scegli, vuoi stare nelle luci o vuoi stare nelle tenebre, vuoi essere nella verità o vuoi essere nella menzogna. Ancora torna chiara quindi a noi questo invito, questa domanda che il Signore oggi ci rivolge. Vogliamo scegliere Lui che è la vita, la verità, la luce e la carità, o vogliamo vivere nelle tenebre, nel facile compromesso, nell'adattarsi sempre più o meno, senza mai scegliere? Il Signore invece ci ha scelto e ci ha voluto, quindi accogliamo questo invito che il Signore ci rivolge, accogliamo la sua volontà, la sua luce, la sua parola e viviamo coerenti nella verità.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina, perché sostenuti dai tuoi insegnamenti con più fervore possiamo rendere grazie a te, Dio vivo e vero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola, lampada ai nostri passi, la sua croce, la nostra sola sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Santa Caterina con i suoi insegnamenti, allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, segnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Carlo, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina da Siena, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fiduciosi ci rivolgiamo al Dio, Padre di ogni consolazione, affidando in modo particolare questa mattina la nostra Italia. E insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Canto di comunione, pane di vita nuova, 153. Dono splendido di grazia.
Preghiamo. O Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunichi a noi la tua vita immortale, per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Vergine Santa 168.